Ma già per come è imballato, io è imballato perfetto. Ma tu è proprio figo. Parliamo veramente di un monopattino tuning. E ha una tacchetta solo e c'ha già tutto sto scatto. Come queste cose ho sempre più paura del cano, sempre più veloci, saltini, tutto. Cioè, in fase di accelerazione, quando vado in partenza, si impenna. L'intenzione di chi acquista questo monopattino è quella di fare enduro, salti, di portarlo all'estremo. Volare! Tanto ho poppa caldo. Ah, non è così. Già l'hai bucato. Vale, c'è No. Ragazzuoli, bella a tutti e bentornati in questo nuovo video. Già abbiamo fatto un unboxing che avete visto, vi lascio la i qua in alto dell'altro video, ma adesso andiamo ad aprire lui. Già si capisce perché si intravede un po' il logo. Ne ho aperti tantissimi ormai sul mio canale. Penso abbiamo portato quasi tutta la categoria di casa. Siete pronti? Siete pronti? Di casa Coco Kirin. C'è scritto? Ah sì, meno male. Che bello rompere le cose. Ta-da! già aperto. Ma che cos'è questa roba? Abbiamo lavato. Fra è figata sto. Ma già per come è imballato, io è imballato perfetto rispetto agli altri. Ma non è che è al contrario. Può essere. Lo dobbiamo alzare secondo me. Oh, è leggerissimo. Ah, ma si apre proprio tipo valigetta. Fenomenale, babbo! Fra, figata una sto, è bello proprio. È rosso, ma è Hollins? Ma che figata di sospensioni, va giù. Ma tu è proprio figo. È sellato? Sì, è sellato. Puoi fare le impennatelle? Andiamo, apriamo. Allora, mettiamo le cose in ordine dal primo momento. Libretto delle istruzioni. Non ci serve. Oh, guarda che bel gonfiatore, questo me lo tengo. Ah, no, non è il gonfiatore, è il paletto della sella. Questa cosa è portatarga. No, è la piastra per la sella sempre. Portatarga. Qui c'è una vite. Tiene LED, vale. Ragazzi, lo assembliamo e vi parlo un po' di vari dati tecnici e ve lo mostro perché è veramente una figata. Per voi è passato solo un secondo, per noi più di 5-6 giorni perché il tempo non ce la faceva a darci un po' di sole e finalmente siamo andati a ritirare anche l'R1M. Se vi siete persi il video vi lascio la i qua da qualche parte. Adesso riprendiamo con l'unboxing, ce l'abbiamo qui montato davanti a noi ed eccolo qua ragazzi, Coco Kirin M4 Pro e lì c'è un essere nascosto e non si può far vedere perché lui è un hacker russo. R1M. Allora, la figata più grande che devi vedere, guarda qua, questa ti lascia a bocca aperta. Oh cazzo, e se mi vanno bene. Sì, bravo, è una figata. Sgancio rapido. Oh, che figata, si agganciano subito. No ragazzi, qua parliamo veramente di un monopattino, si può dire tuning. Esce con tantissimi accessori rispetto ai monopattini che si trovano in commercio. Abbiamo migliorato sicuramente rispetto alle versioni precedenti dei vari modelli M4. Sistema di sospensioni, sistema frenante, la batteria è nuova e aggiornata. Ha le frecce, ha i LED laterali per avere una sicurezza in più quando si è strada anche di notte. Viene fornito di sella, ma vi ricordiamo che questa è illegale in Italia e quindi non ci serve. Adesso ve lo mostro un po' più nel dettaglio. Adesso indossiamo il casco, tutte le protezioni. Qui fuori abbiamo un laghetto artificiale, lo testeremo per bene in questo laghetto. Un po' di enduro. Andiamo a mettere alla prova queste sospensioni, questo impianto frenante. Vediamo un po' come si comporta. Il mezzo è serio, utilizziamo protezioni serie. Esatto. Casco integrale, guantino. Vabbè ragazzi, non ho messo null'altro addosso, fa caldo, si muore, sto bene con la magliettina così. Che velocità potrà mai fare? Boom, 70 km/h sulla discesa. Accortando video in diretta. Proviamolo Fra questo cosa fa schifo. Qua c'è un'accelerazione, aspetta, non ho avvitato il freno. Corriamo ai ripari, vedi? Facendo già la prima cazzata. Le ruote sono avvitate bene? Serve il chiamino quello più grande. Lui è lui. Normale fa così. Vabbè, non l'avevo serrato bene, Pablo. Come sei precisino, mamma mia. Scusa, dobbiamo fare il titolo. Dobbiamo lasciare qualcosa non assemblato.
Va bene, dai, andiamo a rischiare la vita. Che idea. Ma quale idea? Ed ecco il laghetto artificiale, perché giustamente il comune... Lo testiamo anche nell'acqua, ragazzi. Naturalmente è impermeabile, non è che ci posso entrare nella pozza completamente, però sulle salite vediamo quanto... cammina, però. Ragazzi, parto col dirvi sempre, come in tutti i miei test, che non sono caricati. Cioè, nel senso, parto con la batteria che lo danno con la prima batteria. E ha una tacchetta solo e c'ha già tutto sto scatto. Figurati con la batteria completamente carica. Io comunque di sti cose ho sempre più paura perché vanno sempre più veloci. Poi, vuoi morire sotto la mia monopattino? No, God! Attenzione, col mio missile terra-aria! Porca vacca, quanto so? Avevo superato i 45. Allora, beh, la strada la mantiene. Cioè, se devo dire che mi spaventa per la ciclistica, no. Boom! Saltini, tutto, cioè, mantiene. E il fatto che non mi piace, non mi dà sicurezza è l'acceleratore posizionato proprio sopra il freno. Cioè, mi annulla completamente questo freno perché, cioè, devi lavorare in condizioni un poco strane. Vediamo. Maria Rosaria è la mia vicina, mi guarda e ride perché sto seduto. Oggi 45, no, comunque mantiene la strada bene, ho abbassato anche tutto il baricentro. Ma guardate qua poi in fase di accelerazione quando vado in partenza. Si impenna da far... guarda! Si impenna da far schifo. Vediamo. No, veramente si impenna in maniera assurda, ragazzi. C'ha uno scatto bello prepotente. E già siamo a 30 km/h. La salita non è da poco, E la batteria è una tacca. Mantiene i 30, una bellezza. No, ci sta, dai. Con la batteria anche scarica, come velocità ci siamo. Che brutta scena, povero bambino, mamma mia. Later. Allora, batteria spinta 100 più, cioè ce l'ha, anche se non l'abbiamo mai caricato, c'ha una tacchetta, quindi spinge bene. È stabile, è solido. L'unica cosa che non mi piace, non sopporto minimamente, è il fatto che c'è l'acceleratore qua sopra il freno. Cioè, guarda come dovresti fare, devi frenare poi. È una combinata che non mi piace. Dovevano magari mettere l'acceleratore a pollice se volevano fare una cosa simile, perché così diventa scomodo. Ma lo vedi come si impenna? Cioè, guarda. Col petto, guarda, io non lo mantengo. Vieni, vieni. Non c'ho i sensori, cioè, dobbiamo staccare i sensori del freno se ci vogliamo fare i tanti chilometri impennando. Appena freni stacca il motore. Facciamo qualche prova salto, vediamo un po' le sue abilità. Adesso ti metterò a te a saltare, vai, fai qualche salto. Da qua, salta qualche marciapiede. Ma hai visto, fra? È mai scarico! Fast as fuck, boy. Bussa! Che poi le protezioni sono rimaste a me. Lui non ce le ha. Pablo, attento alle ruote. Sta impennando. No, ma di peso solo è difficile. Vai subito dietro. C'ha troppo sprint in partenza. Dobbiamo staccare i sensori dei freni se vuoi. E calcola che questo c'è un menu segreto che ti permette anche di sbloccarlo e di andare ancora più potente. Veramente? Sì. No, veramente, non me l'aspettavo. E io ormai della Kukirin ho provato quasi tutta la categoria. Dentro ce n'è un altro da provare, dopo lo apriamo, lo proviamo. È il nuovo G2 Max, se non mi sbaglio. Cioè, qui veramente sono pazzi loro che preparano. Cioè, l'intenzione di chi acquista questo scooter, cioè, io che li chiamo scooter pure. L'intenzione di chi acquista questo monopattino è quella di fare enduro, salti, di portarlo all'estremo. Hai visto che ciclistica c'ha? Cioè, 50 km/h li mantiene meglio del Liberty 50. Meglio del TSH pure. Vabbè, il TSH l'hai smantellato tu perché è un SH stunt quello. Vedi, clacson, frecce. L'unica cosa, ragazzi, naturalmente non è omologato per la strada alla velocità di 50 km/h, ma bisogna guidarlo in mappa 1 e raggiunge i 20 km/h. Mappa 2 riesce ad arrivare anche a 30 km/h. Le considerazioni su questo scooter, come tutti i Kukirin che ho provato, è come al solito positiva, perché qualità-prezzo riescono ad offrire un prodotto che sì, non è omologato, però
mi guardare così. Riescono ad offrire un prodotto che sì, non è omologato, però offre qualità-prezzo, un giusto compromesso. Sì, l'acceleratore è scomodo, l'ho detto. Le conclusioni sono, ragazzi, che dovete iscrivervi al canale. Comunque questo è Pablo, ha anche lui un canale YouTube. Vi consiglio di iscrivervi anche al suo canale. Il ragazzo sullo scooter ci ha guardato come a dire: questi che stanno facendo? Eppure ha ragione. Con un monopattino, tra l'altro, casca integrale. Vi lascio il link in descrizione con un piccolo codice sconto. E ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao. Oh, non vogliamo fare una prova nel laghetto? Fammi una ripresa dall'esterno. Fondiamogli il motore. Volare! Oh, tutto di equilibrio. Oh my god! Di equilibrio, perché non la puoi frenare. Grattata. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao. Ciao.